Va ora in onda la chiusura delle borse, realizzato in collaborazione con il Sussidiario. Radio Libertà, in collaborazione con il Sussidiario TV, presenta la chiusura delle borse di oggi. Siamo alla chiusura di questo giovedì 16 aprile, Piazza Affari era positiva, adesso torna purtroppo in territorio negativo. Eravamo praticamente ai massimi di giornata, attorno ai 47.700 punti, ma poi un risvolto negativo, soprattutto dopo l'apertura di New York e i dati che hanno fatto sì che Piazza Affari tornasse al di sotto del supporto dei 47.200 punti. Volta negativo anche l'indice europeo Eurostoxx, che purtroppo scende al di sotto dei 6.000 punti, si ritrova a quotare praticamente a 5.950 punti, mentre mantiene un'intonazione ancora rialzista e segna un nuovo massimo l'indice Nasdaq proprio a New York. A differenza dell'Europa continua a macinare nuovi massimi. Anche l'S&P 500 ha segnato massimi questa mattina e si orienta verso ulteriori nuovi massimi. La volatilità, il VIX recupera un pochino, si riposiziona al di sopra dei 18 punti e 50, ma fino a quando rimaniamo sempre al di sotto del livello dei 20 punti possiamo ben sperare in un recupero ancora più rialzista degli indici americani e speriamo anche quelli europei. A salire il petrolio dopo il minimo, come detto, segnato ieri a $88, siamo a $93,65, però rimaniamo sotto alcune resistenze di prezzi importanti, tra cui $95. È leggermente positivo, siamo a 0,05%, sopra i $4.800 per oncia, e questo potrebbe portare ancora più su l'oro. Invece per quanto riguarda il dollaro è stato un recupero dai minimi dei 97 punti e 80, 97 e 90, siamo a $98,20 in questo momento. Il dollaro recupera contro l'euro che quota praticamente a 1,18 meno 0,20%, e il British Pound meno torna al di sotto dei 1,3550 sterline cambio contro dollaro. Per quanto riguarda i titoli Piazza Affari, erano positive le banche, sono positive le banche, più 2 banche Moschi, era positivissima Banco BPM che praticamente ha aperto davvero in alto a $13,20 e poi ha registrato un massimo fino a $13,67, ma poi viene respinto a ribasso, ma comunque segna una chiusura positiva a più 1%. Siamo con ST Microelectronics più 1,40, Banca Mediobanca anzi più 2,68%, Unicredit era partito sulla strada giusta, ma poi inversione di tendenza meno 1,70%. Per l'America sale il titolo del Technology che ritorna attorno ai $190 per azioni più 7% e sfiora i $276 come nuovo massimo storico. Il titolo AMD, titolo cugino si può dire del titolo Nvidia, ma sale anche il titolo dei processori Intel Corporation più 4% in questo momento. È positivo ancora Oracle che supera praticamente la barriera dei $175, è positivo anche Verizon Communication, quindi l'America torna a salire in maniera abbastanza concreta. Per ora è tutto, vi saluto, buona serata. Avete ascoltato la chiusura delle borse.